Euroregione News. Fondazione Friuli nasce il bando per la montagna. Dalle suggestive sale museo della segheria veneziana, risalente alla metà del Settecento in località Aplis di Ovaro, abbinata anche ad un caratteristico hotel-ristorante, si è tenuta in un partecipato webinar la presentazione del bando montagna della Fondazione Friuli con interventi del presidente della Fondazione Giuseppe Morandini, di Vanni Treu, socio fondatore della cooperativa Cramars, di Renzo Simonato, responsabile di Intesa San Paolo per il Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, di Sergio Buricelli, presidente regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, e dell'assessore regionale Stefano Zannier. Bando di montagna per la prima volta, un bando che si aggiunge agli altri 3 che annualmente la Fondazione Friuli promuove e finanzia, e ne parliamo con il presidente di Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, che salutiamo. Allora, la montagna friulana è al tempo stesso un grande potenziale, una grande potenziale risorsa, ma anche territorio che ha subito nel corso del tempo lo spopolamento e le sue conseguenze anche nefaste. Durante il webinar di presentazione del bando montagna è stato detto che si è sempre stati più bravi a porre attenzione a celebrare l'emigrazione, l'emigrato, che non quelle persone che invece hanno preso la decisione coraggiosa di restare e di scommettere sul loro territorio. Un fenomeno che in montagna va sostenuto ancora di più. È uno dei presupposti di questo piccolo grande bando, come lei lo ha definito, Presidente? Senz'altro sì, perché il tratto caratterizzante che è uscito anche dalla presentazione di oggi può essere sintetizzato nella parola restanza, cioè il rimanere nel vivere e abitare quei territori. E per contribuire con il piccolo contributo che la Fondazione assieme a Intesa San Paolo vuole dare a questo tema, abbiamo lanciato questo piccolo grande bando, piccolo perché per il primo anno ha disponibilità contenute, ma è caratterizzato da un grande orientamento verso la parte sperimentale, cioè la ricerca di quei progetti assolutamente innovativi in grado di declinare bene quelle che sono le nuove opportunità di lavoro con l'innovazione. E questo credo sia la formula magica per valorizzare proprio la restanza in quelle zone. Ecco, abbiamo parlato di innovazione. Infatti il bando è stato concepito dal comitato di indirizzo della Fondazione su 3 pilastri principali, sui quali vanno indirizzati i progetti che, ricordiamo, andranno presentati entro il 31 marzo. Vogliamo ricordare questi 3 pilastri a cui lei ha accennato? Sono 3 pilastri che derivano, una cosa alla quale tengo molto, da un grande lavoro preparatorio, nel senso che abbiamo cercato di intercettare quelle zone di operatività dove non ci fossero sovrapposizioni con le tante provvedimenti a favore della montagna che già ci sono. In particolare abbiamo verificato con la Regione quali potevano essere gli interventi funzionali all'attività che la Regione già fa, e abbiamo trovato questi 3 spazi che proponiamo con questa edizione del bando. La prima è quella di consentire la trasformazione digitale dei negozi di prossimità, soprattutto quelli spersi nelle frazioni di montagna, e nell'invitarli o contribuire affinché loro possano offrire, aggiungere servizi a quelli che già danno. Il secondo grande pilastro è legato ai servizi alla persona, quindi sono servizi che possono essere forniti a domicilio, e valorizzando anche la domiciliarità e il valore che la domiciliarità ha soprattutto in queste zone. Abbiamo avuto già delle esperienze positive, e qui l'auspicio è che possano nascere delle partnership fra associazioni che fanno servizi alla persona, in modo che assieme possano coprire delle zone sempre più ampie. Terzo e ultimo pilastro, quale teniamo in modo particolare, è quello della zootecnia locale montana, la tutela e la salvaguardia dei piccoli allevamenti che hanno impatto sul mondo del lavoro, hanno impatto sulla generazione di valore di quelle comunità, ma soprattutto hanno anche un grande impatto nella tutela e nella manutenzione dell'ambiente.
Presidente, una tipicità persistente della montagna friulana, che è stata ancora una volta sottolineata nella presentazione, è quella della propensione delle realtà sociali ed economiche ad aggregarsi poco, a fare sistema poco per individuare canali di sviluppo, di crescita del territorio. Un aspetto peraltro negativo che può in parte motivare anche il gap che esiste tra la montagna friulana e quella del Trentino, per fare un esempio. Quindi questo bando sollecita questa possibilità di aggregarsi? Ecco, questo è un tema importante, però nella predisposizione del bando abbiamo avuto dei segnali assolutamente positivi, perché abbiamo ricevuto grandi contributi per riuscire a definire quelle che potevano essere le aree di intervento, ma nel fornire questi contributi da parte di associazioni, categorie, operatori, si sono sentiti tutti coinvolti con un rapporto diretto. E quindi credo che si sia instaurata una sorta di voglia di lavorare assieme, che adesso deve essere tradotta in progetti, e io spero, e l'auspicio principale che ci facciamo con questo bando, di poter far parlare direttamente i progetti realizzati relativamente all'efficacia di quanto noi abbiamo proposto. Accanto alla Fondazione, per chiudere, anche in questo bando c'è il gruppo Intesa San Paolo, che si dimostra sensibile verso i temi dell'ecologia, dell'ambiente e di quell'economia che può svilupparsi in questo anno. Ma è un rapporto che si rinnova dopo i primi 3 anni di collaborazione, che hanno portato al sostenere Fondazione Intesa San Paolo quasi 400 progetti, e quest'anno l'abbiamo rinnovato per un altro triennio, aggiungendo anche questa sensibilità alla montagna, ed è una sensibilità che un po' vuole cogliere anche quel grande sforzo che Intesa San Paolo sta facendo verso il mondo dell'agricoltura, avendo costituito un segmento nuovo della banca a livello nazionale a disposizione proprio dell'agricoltura di questo settore, e che sarà guidato da un friulano, che è Renzo Simonato, che era con noi oggi. Grazie Presidente. Grazie a voi. Euroregione News.